Il distretto rurale del Giudicato di Arborea, che si impegna proficuamente per cercare di mettere in risalto quelle che sono le tradizioni del territorio, dei paesi che appartengono allo stesso distretto, intende ringraziare l'amministrazione comunale con la guida del sindaco Antonio Pili di Allai per la manifestazione avvenuta il 16 gennaio. Inoltre siamo qui per ringraziare anche le due famiglie che da anni si impegnano nell'organizzazione del Sufogallone di Sant'Antonio, le famiglie Arru e Uras, e oltretutto intendiamo dare un ringraziamento speciale agli autori che si sono impegnati nell'organizzazione del workshop, Antonangelo Liori e Beppe Corongiu, con il supporto di Lorenzo Vacca. Siamo molto felici di aver potuto assistere al Laboratorio del Pane con la guida e l'organizzazione dell'Associazione di San Mugheo Suzzicchi, e intendiamo ringraziare anche la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario Don Diodato Meloni. Siamo soddisfatti per il lavoro portato avanti dalle aziende che in questa occasione hanno allestito una esposizione di prodotti del distretto rurale Giudicato di Arborea. Ringraziamo infine la collaborazione da parte del suonatore, del cantante Soleandro e oltretutto la partecipazione speciale dei Mamuzzones di Samugheo. Tutto quanto in sintesi si può tradurre nella valorizzazione di quelle che sono le tradizioni che appartengono ai nostri territori. È stato un evento in cui è emersa l'autenticità delle nostre peculiarità.